Eccoci qua con Antonio Attena, allenatore del Monterra, al termine di questa memorabile partita finita 5-4 contro il Ruinas, davvero un esempio di come le partite di calcio dovrebbero essere per le emozioni che hanno regalato. Contento ovviamente di questo risultato, anche perché la partita è stata... Beh, vedi un po' tu. Certo. Una partita che abbiamo giocato bene, abbiamo fatto, con tutto il rispetto per gli avversari, perché sono una bella squadra, combattiva, li conosco, però abbiamo fatto tutto noi, l'abbiamo vinta, l'abbiamo persa e l'abbiamo rivinta nella stessa partita. Merita a noi che sino all'ultimo secondo ci abbiamo creduto, nonostante l'inferiorità numerica abbiamo giocato gran parte della partita in 10 contro 11, non abbiamo comunque rinunciato ad attaccare, abbiamo cercato sempre di fare la nostra partita, ci abbiamo creduto sino alla fine e questa è la dimostrazione, perché all'ultimo secondo vincere così una partita è bellissimo, guarda, è bellissimo. Ti confermo ancora una volta, mago degli spareggi, poi insomma qui ad Abbasanta eri a casa, per cui conoscevi ogni centimetro del campo di gioco. No, il campo sintetico ancora non lo conoscevo, a parte qualche amichevole. Sì, casa, fuori. Comunque c'era anche molta gente da parte della squadra del Ruinas, sì. Vabbè, conosco tutti qua, sono di casa, questo è normale. Ecco, parliamo ovviamente insomma sicuramente a partire dall'episodio dell'espulsione siete stati costretti a rincorrere, però anche in 11 magari avete fatto troppe leziosità nel possesso palla, e soprattutto in difesa si tratteneva troppo la palla e avete magari regalato qualche pallone pericoloso. Sì, è vero, però noi, tu mi conosci, io preferisco che le nostre squadre, anche a costo magari di sbagliare qualche cosa, cerchino di giocare il pallone, di impostare il gioco senza buttare la palla, anche perché i nostri attaccanti non sono attaccanti fisici, sono attaccanti rapidi, bisogna servirli a terra, bisogna servirli col gioco e non con le palle lunghe. Quindi io ho sempre giocato così, a costo anche di qualche palla, come hai detto tu, sicuramente l'abbiamo gestita non al meglio, però alla fine diciamo che... Avete dimostrato di essere la squadra più forte. Una delle squadre più forti, senz'altro. Certo. Ecco, c'è stato un momento in cui hai pensato di non farcela? No, mai, in questo mai, sino alla fine. Beh, almeno ai rigori ci credevo e ci speravo, poi è arrivata quest'ultima occasione che è entrata dentro, così. Troppo bello, guarda, troppo bello. Adesso andate in questo triangolare contro il Pallaula, vincenti di Fano Morani, insomma, per te anche un po' di passato che ritorna, ecco, come affronterete questa gara? Beh, io spero di non affrontare questa gara che è dell'Orani, spero che l'Orani salvi prima, anche perché lo merita. E poi niente, siamo consapevoli di un regolamento che secondo me è abbastanza stupido, perché una squadra sono alla fine del campionati, sono stanche, cioè uno spareggio, due spareggi, un triangolare, cioè alla fine le squadre sono stanche ed è troppo lungo affrontare tutti questi spareggi per poi cercare la promozione. Certo. Comunque il regolamento è questo, cercheremo adesso in settimana di riordinare le idee, di trovare un po' di energia, affrontare la prossima partita anche il Palau. Sperando di non incontrare poi l'Orani, perché mi auguro che si salvi prima. Va bene, noi ringraziamo Antonio Attena, un grande in bocca al lupo. Saluto tutti i tifosi dell'Orani che comunque ho passato 2 bellissimi anni e li saluto con tutto il cuore. Certo, grazie ancora Antonio. Grazie. Eccoci qui con Massimo Pianu, portiere e mister delle Ruinas, davvero una maledizione questi spareggi, non riuscite in nessun modo a salire, stavate per centrare un'impresa da leggenda, cioè rimontare 2 gol al Monterra e addirittura passare in vantaggio, poi cosa è successo? Ma diciamo che la partita si è messa all'inizio male per noi e poi, come avevo detto bene l'altra volta, il nostro spirito e la nostra voglia di combattere ci stava anche dando una mano, nel senso che passati svantaggio siamo riusciti a recuperare la partita e arrivare ai tempi supplementari. Dopodiché diciamo che la partita di oggi ha rispecchiato l'andamento del nostro campionato, perché partendo non favoriti e arrivando quasi alla fine da primi in classifica, poi ci siamo fatti soffiare il campionato alle ultime e così è stato anche oggi, nonostante sia stata una bella partita. Ecco, sicuramente un cuore grandissimo che vi ha consentito proprio di recuperare quando il risultato sembrava compromesso, poi forse è mancata la lucidità o vi sono mancate anche un po' di forze per gestire il risultato con un uomo in più peraltro? Beh, quello sì, senza nascondere che il Monterra tecnicamente come uomini sono più forti di noi, hanno attrezzato una squadra sicuramente per fare il salto di categoria. Noi ogni anno ci giochiamo il nostro campionato umilmente con i nostri mezzi e quello sicuramente ha fatto sì che il Monterra avesse la supremazia.
Ecco, al di là dell'amarezza che c'è per questo risultato finale, è stato uno spot al calcio, questa è una partita finita 5-4 dopo tempi supplementari. Se fosse andata avanti per 2 giorni chissà cosa sarebbe successo. Sicuramente, ma poi anche l'amicizia che ci lega comunque a Monterra ha fatto sì che anche sia negli spalti che in campo non ci sia stata nessuna di queste scene che purtroppo si vedono in altri campi di categorie superiori. Per il resto ha vinto lo sport e ha vinto il più forte. No? Noi naturalmente vi auguriamo insomma, di poter tentare ancora il salto di categoria, perché sicuramente siete una squadra simpatica che poi dimostra ancora una volta come il calcio a livello dilettantistico è passione, attaccamento ai colori sociali. Poi tanti ragazzi che voi avete appunto di Ruinas l'hanno confermato anche oggi pur perdendo. Beh sì, quello sì, perché è un bel gruppo, un gruppo di Ruinas, è molto numeroso, voi la società ha fatto un bel gruppo, dirigenti, cioè, tutto l'insieme, diciamo, è un bell'ambiente. Quelli di fuori siamo pochi e ci integriamo sempre benissimo. Per il resto, il prossimo campionato si vedrà. Va bene, grazie ancora Mister Piano e in bocca al lupo per il futuro. Anche il più lupo, allora, arrivederci. Eccoci qua con Giuliano Mura, capitano del Monterra, che oggi riesce a compiere un altro passo in avanti nella strada dei playoff, una vittoria davvero sofferta. Sofferta è poco, perché è stata un'odissea dall'inizio alla fine. Speravamo di chiuderla nei tempi regolamentari, così non è stato, perché un po' ci ha penalizzato sicuramente l'essere rimasti in 10. Una condizione insomma così un po' improvvisata, perché comunque non ci alleniamo con continuità, quindi soffriamo molto. Forse avete sofferto anche il campo in sintetico? Sì, assolutamente, ma poi soprattutto il caldo, perché fino a ieri c'era comunque una temperatura diversa, questo ci ha penalizzato molto. Comunque merito agli avversari, perché l'hanno giocata a viso aperto e non meritavano comunque, meritavano anche loro di andare avanti, però purtroppo è andata bene per noi, certo. Ecco, un campionato double falso il vostro, siete partiti molto male, poi dall'arrivo di Antonio Atenè la squadra ha ottenuto una continuità di risultati e anche grande personalità in campo, anche nei momenti importanti. Sì, assolutamente. Diciamo che anche con Antonio abbiamo avuto un inizio un po' così altalenante, poi abbiamo trovato compattezza e da lì poi abbiamo fatto una serie di risultati positivi che ci hanno portato a giocare questo spareggio, anche se speravamo di evitarli, però adesso andiamo avanti e speriamo di fare il salto di categoria, perché ce lo meritiamo. Assolutamente. Tu sei un giocatore molto esperto, molto forte fisicamente, ma con i piedi te la cavi molto bene, il faro della squadra. Poi diciamo che forse il vostro difetto è che a volte non buttate mai via la palla e questo in alcune circostanze può essere un problema, no? Sì, no, vabbè, ripeto, noi ci penalizza molto il fatto che non ci alleniamo con continuità, perché molti di noi hanno problemi di lavoro, quindi soffriamo il finale soprattutto di partita. Siamo una squadra molto tecnica. Oggi, ripeto, abbiamo sofferto più del solito perché il caldo e il campo ci hanno penalizzato. Doveva essere il contrario, perché è una squadra tecnica. Esatto. In questi campi si trova a suo agio, però oggi ci ha penalizzato. Poi comunque è andata bene alla fine. Alla fine certo. Nonostante fossimo in 10 ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa il risultato. Ecco, per chiudere, così un messaggio da mandare a tutti i compagni e a tutti i tifosi del Monterra per il triangolare. Beh sì, chiamo a raccolta tutto il paese che ci stia vicino, perché ne abbiamo bisogno e questo risultato è anche insomma, di tutto, della società, di quei purtroppo pochi tifosi che ci seguono durante tutto l'anno. Oggi ce n'era qualcuno in più, ci ha fatto piacere, la dedichiamo anche a loro. Grazie. No, bene, grazie, noi ringraziamo Giuliano Mura, capitano del Monterra, in bocca al lupo per le prossime gare. Crepi il lupo, grazie.